Salve a tutti, siamo allo spazio ZTN di Napoli e l'occhio di teatrante.it guarderà lo spettacolo Resoconto. Proprio perché è un primo gradino che faccio verso la commedia dell'arte, parto dalla commedia dell'arte con gli studi ed è un piccolo passo che voglio fare verso la commedia dell'arte, partendo proprio da quella che è la commedia dell'arte dell'Ottocento, cioè nell'arrivo ormai nel tramonto della commedia dell'arte, perché poi uscirà la commedia borghese e poi si andrà verso tutto un altro tipo di teatro, però lasciando quella pulizia, quel lazzo, quel frizzo, prendendolo dall'Ottocento. Cioè abbiamo cercato di non sporcare con cose nuove, con una materia innovativa. Questo perché vorrei poi fare un secondo discorso più avanti, più in là, magari di una prossima regia, dove invece incominciamo a capire se si può rimodernare la commedia dell'arte, se addirittura si può creare una nuova forma di commedia dell'arte. Questo sarebbe l'idea. Ci sta una battuta proprio dello spettacolo dove diciamo: ricordiamoci che siamo commediante napolitano, quindi abbiamo l'arte dei comedianti più di qualunque altro attore che esista al mondo. In più ci ho messo insieme poi a Ursula Muscetta e alla bravissima Laura Pagliara le canzoni. Ursula ne cura le coreografie, o meglio i movimenti coreografici, perché noi non siamo ballerini, quindi non potevamo muoverci più di quello che facciamo, e invece Laura ne cura la direzione canora, quindi cantiamo anche. Questo spettacolo andrà in scena anche in altri teatri oppure vi esibirete comunque anche in piazza inteso come nelle piazze all'aperto, insomma, attirando le persone? Perché è uno spettacolo che è ambientato in piazza, nonostante noi lo facciamo in un teatro, è ambientato in una piazza, perché questa compagnia di Guitti che sta facendo uno spettacolo in piazza, quindi si adatta pienamente alle esigenze del testo e della regia poi. Insomma, come si faceva un po' una volta. Va bene, ringraziamo Vittorio, lo lasciamo lavorare, un grande in bocca al lupo a te e alla tua compagnia. Che personaggio interpreti all'interno di Resoconto? Allora, in Resoconto interpreterò un doppio ruolo, sono Maria e zia Macaria. Nel ruolo di Maria interpreterò una costumista di scena che realizza gli abiti per la sua compagnia, e zia Macaria invece è un personaggio molto buffo e che insomma creerà molti colpi di scena. Bene, grazie e in bocca al lupo. Crepi, grazie a voi. Siamo invece adesso con Laura Pagliara, attrice e soprattutto coordinatrice musicale di questo spettacolo. Che ruolo interpreti all'interno di questo carrozzone? Allora, in questo carrozzone io sono Maddalena, che è praticamente la fidanzata, non fidanzata del capocomico Antonio. E nel carrozzone, come diciamo nella vita, si gira per racimolare lavoro, però ci sono un po' di storie, di antefatti che scoprirete quando verrete a vedere lo spettacolo. Maddalena appunto è un'attrice, è una cantante che segue il carrozzone per passione, per l'arte e anche per amore. Laura, quanto è fondamentale la musica in questo genere di spettacoli? Guarda, la musica in realtà a mio parere è anche il silenzio, quindi il suono in generale è sempre musica, quindi è fondamentale in ogni momento, in ogni spettacolo. In particolare in questo spettacolo ha dei richiami che sono culturali, che sono molto viscerali con Napoli, con la terra, con la passione, e io assieme ai ragazzi abbiamo insomma concertato un lavoro che si concentra soprattutto, ecco, sulle emozioni, sul gioco, sui colori, su quello che può suscitare un testo oppure una particolare nota o un particolare modo di cantarlo. Abbiamo coordinato insieme anche ad Ursula Muscetta e a Vittorio Passaro i momenti musicali per farli diventare un momento di festa, anche quando può sembrare che quella particolare musica possa essere un po' più cupa o magari richiamante qualcosa di altro. Grazie e in bocca al lupo.